Cari amici, in questa puntata vedremo come la congregazione fondata da Sant'Alfonso si diffonde e mostra una buona salute. Ma ciò nonostante Alfonso non può dormire sonni tranquilli, perché tutta questa sua opera potrebbe svanire nel nulla. Occorre infatti che la sua congregazione abbia un riconoscimento, un'approvazione dalle autorità civili e religiose, cioè dal re e dal papa. Alfonso si impegna per raggiungere questi obiettivi. Vedremo anche la fondazione di un collegio che era situato nello Stato Pontificio, cioè Sant'Angelo a Cupolo, presso Benevento. Infine, faremo un volo dal Settecento al Novecento per osservare alcuni sviluppi dell'amore trasmesso da Sant'Alfonso ai suoi congregati nei confronti dello studio, della cultura e dell'arte. Trent'anni e congregazione. Alfonso tra Papa e Re. Tutto un broglio che era successo ai Pavane facette pensare assai a Alfonso. I quattro collegi che mo si trovava, Giurano, Pavane, Iliceta e Matredomene, tenevano un permesso, una licenzia a parte dei vescovi e del re, ma la congregazione, la famiglia religiosa, non era mai stata accettata a parte del re e manca a parte del papa. Con mano buone e giudiziose padre e famiglia, Alfonso si mettette a trovare via per arrivare a ottenere da parte del re un'approvazione di tutta la congregazione. E per questo fatto avvicinai il marchese Brancone a Napoli. Era un amico del suo, eppure il segretario del regno. Questo amico facette arrizzare i capelli in capo a Alfonso quando, prima di cominciare a parlare di cose della congregazione, dicette a Alfonso che voleva fare ordine vescovo. Alfonso, tanto a fernetti parlare e fa protesta, quando il marchese le promettette e non lo mettere più in croce e non lo incuita più. Dopo il marchese, Alfonso iette a parlare con un altro amico, Don Bartolomeo Rosso, per avere un'udienza da parte del re. E dopo poco tempo, mentre Alfonso si stava dicendo il praria do giorno, passiando dentro a una chiostra in una chiesa in Napoli, fu avvisato che perché la sera stessa avevano combinato l'udienza col re. Alfonso, con una varva longa, non fatta e con una sottana chiena e pezza, ietto palazzo reale. E parlando col re Carlo, le spiegai quello che facevano essa e l'ati padre missionante, specialmente per la povera gente, e perché gesteva bisogno e aveva l'approvazione della congregazione sua. Appresentai al re pure a regola che essa e che i compagni suoi s'erano fatte, addosso stava scritto tutto quello che i congregati, padre e fratelli, si proponevano di fare. O re Carlo piacette quello che dicette Alfonso e fui contento di sentire o bene che i padri facevano tra i paesi do regno suo. Ma, o Signore, volette che Alfonso avesse a padre un poco su pierchio prima di avere la soddisfazione di vedere do cielo l'approvazione della congregazione per mano in nato re, o re Ferdinando. E ti dico così perché o re, volendo dare una botta chirchia, nato compagno, decidette e accordò l'approvazione per l'opera di missione e non per la congregazione. A come vide e paglietterie e chi te no comanda non sono robe ma ci sono sempre state. E per dinte e a sapere che sta paglietteria o facette sulla fridda a Alfonso. Ci volette la spiegazione del marchese Brancone che dicette «Donna fo, non va prendete, perché un re non può fare
che una cosa non ci sta e non ci sta nello stesso momento. E a così, con queste parole, o Marchese voleva dire che se il re approvava in missione, non poteva anniare la congregazione. E solo così, chi che fu i pagliette, potette ricettare. Alfonso per il momento deve accontentarsi dell'assicurazione del re, in attesa di un formale riconoscimento della congregazione del Santissimo Redentore. Nel frattempo si occupa dell'altra pratica, l'approvazione da parte del Papa, ed in questo frangente accadono due gustosi episodi. Ma prima di tornare a casa del padre, Alfonso combattette per avere l'approvazione del Papa. E i padri volevano che esse Alfonso stesso a Roma per portare avanti la pratica. Ma esse, per umiltà, non ci volette e con una scusa che non stava buona, che la salute, non ci mannaia, dinto mese di novembre del 1748, o padre Villani. O cardinale Spinelli conosceva buono Alfonso e facette tutto per poter avere prima possibile l'approvazione del Papa. Per non portare a lungo, ti dico che il 25 febbraio del 1749 il Papa Benedetto XIV approvò la regola della congregazione del Santissimo Redentore. E quando il padre Villani, dopo l'approvazione, gli è appigliato la benedizione del Papa, succedette una cosa spassosa. Il padre s'aveva portato qui un fratello laico, fratello Cecillo. Il Papa la dimmannaia era un nero e chiste rispondette che era in Napoli. In coppa a questo, il Papa, pazian, le dicette all'iera e friccicarielle: e io benedico a te, a padre, a mamma e a tutta la razza tua. E io penso che il padre Villani sapette fare una bella risata sotto i baffi. Prontamente succedevano queste cose a Roma e Giurano, Alfonso e Lati padre aspettavano con ansietà e notizie a padre Villani. Tanne non ci stava il telefono e aveva aspettato a posta. Un giorno, quando si sapeva che aveva essere un momento giusto per avere notizie, arrivai a posta a Roma. Alfonso arrapetta la lettera e non la leggetta come alla voto. Facendo come giocatore carte, e essa a giovane l'aveva giocate carte, si terziaia le foglie e vedette prima lettera, ascetta prima Nangè, poi una L e poi una O. A quello punto Alfonso facette uno zoom. Aveva afferrato che la prima parola era gloria. E padre Villani a Roma scriveva: gloria Patri, la congregazione è stata approvata. Alfonso aveva ragione di essere contento. L'approvazione della congregazione da parte del Papa dava alla sua opera la stabilità necessaria per un lungo futuro. Non so poi se a voi è mai capitato di piluccare e terziare delle carte o dei fogli in alcune particolari circostanze. Ad Alfonso è capitato e ci ha mostrato così un aspetto della sua personalità che lo avvicina ancora di più a tutti quanti noi, alla sua gente. O cullegge e Sant'Angelo a cupolo. Non saccio, se tu ti sei adunata,
che o tempo che ti sto dicendo, i collegi della congregazione stavano tutti quanti dentro Regno di Napoli. O Papa aveva approvato la congregazione, ma dentro lo Stato suo non c'erano collegi dei padri. In capo a 4 anni, dentro il mese marzo del 1743, arrivai l'occasione buona. O vicario e l'arcivescovo di Benevento proponette a Afonso e a aprire un collegio dentro lo Stato del Papa. A cosa avette piacere a Afonso. Si consigliai con vescovo e da cava e con chi le nucera. Chiste avette a dicere: Don Affò, a chi aspettate? Movimmici, perché un collegio così si viene a trovare in terra del Papa e sotto la protezione sua. Questo conto facette pensare a Afonso. Se pure un re, per dicere, le fosse girata a capo e avesse votato in spalla alla congregazione, a essa le rimaneva sempre un collegio che stava in terra del Papa. Camani di questi vescovi e due vescovi di Montemarano, padre Villano si incontrai con l'arcivescovo di Benevento. Questo restai a così contento che dicette: «Pavè padre d'Affonso, se è necessario, mi venne pure a Mitri e vescovo». E a così, in capo a poco tempo, sarà pettinata casa della congregazione a Sant'Angelo a Cupolo, non lontana a Benevento. E padre si sistemarono dentro casina che era appartenuto al Papa Benedetto XIII quando questo era arcivescovo e Benevento. Quando fu l'anno 1762, la congregazione d'Affonso faceva la bellezza e 30 anni e stava assai buona con la salute. Affonso, che compagna, aveva faticato notte e giorno per far crescere forte e santo come vignale del Signore. E collegio, a quello tempo erano cresciute in numero, ci stavano le case de Giurare, Pavano, Iliceto, Matradomene, Sant'Angelo a Cupola, Scifelle e Frusenone. E congregate, padre e fratello laici, erano parecchie. Affonso voleva che per ogni casa non ci avevano a stare o più poco, tra 18 e 20 soggetti. E giovane poi erano una cuofana e poco nessuno nasce imparato, tenevano con loro i meglio padri, che prima di essere istruite avevano a essere persone sante. Ci stavano collegio a dove facevano un noviziato. Nato a dove studiavano la filosofia e la storia della Chiesa e dei paesi del mondo. Nato ancora dove studiavano la teologia. A morale a studiavano quasi sempre a dove stava Affonso. Questo sapeva che la coscienza può diventare come una pelliccia che si stende e si arrapecchia, e per questo ci teneva che i giovani si facessero una coscienza giusta che non aveva essere né larga e manca stretta. Tutti gli studenti sapevano a fare. Affonso voleva che si imparassero il latino buono. Diceva che se mancava questo, mancava tutte cose. Dentro i collegi dove stavano gli studenti studiavano filosofia e teologia, Affonso voleva che avessero a fare più una unione, a dove padre, professore e studente, con prievete e monaci e fuori, studiassero in fondo, in casa e teologia, oppure e morale. Affonso voleva pure un'altra cosa a questi giovani. Dinte feste e Gesù Cristo e da Maronna s'apparecchiavano un trattenimento chiamato accademia, a dove specialmente i giovani si devono a far leggere e a recitare conti e poesie in tale lingua fiorentina, ma pure in quella latina, greca, ebraica e altre lingue ancora.
qualche volta dette una mano pure a Fons, che sa unette e studiente, e dicette poesie a nome di Gesù Cristo e da Maronna. Sant'Alfonso che si unisce ai giovani e recita delle poesie è un fatto storico che contribuisce a presentarci un santo grande amante di Dio e allo stesso tempo pienamente immerso nella realtà che viveva. Noi conosciamo la data, il luogo e il testo di una sua recita. Era il 15 agosto del 1758 e nel convento di Pagani si tenne un'accademia mariana. Sant'Alfonso recitò un sonetto da lui composto, Benedetta Maria e chi l'ha fatta. Cari amici, consentitemi di recitarvelo. A mamma nostra, benedetta Maria e chi l'ha fatta, gran regina dello mondo tutto, issa se fece del suo ventre frutto, e con ragione a così la tratta. Quando la sente, se nasconde a guatta, all'inferno fra zuffa, lo frabutta. Superbia, maro te, come sei brutta, tu non la puoi vedere, ma vita è schiatta. Aggia pietà di me, povera afflitta, Signore. Confessa, sono stata matta, aiutami, se no so chiusa a mettere. Vi, facciamo così. Lo fatto è fatto. Da monnante ti serve fitta fitta e tu mi prieggi. Vi, cavallo patta. Un coppa sto fatto, io saccio che fino alla seconda parte del secolo passato, i giovani studenti della provincia napolitana preparavano una grossa accademia per i giorni d'Immacolata. E tanto vedevo giovani che chi in entusiasmo cantavano, suonavano e recitavano quarte allerie. In tall'ultimo tempo i studenti stavano alla torre del greco, un coppo autore de Camaldula, chiamata poi Colle Sant'Alfonso. E quando non ci stava all'accademia, sapesse quanta gente non ci saglieva per recitare un po' che l'aria dolce e che l'utuore, e passare un pare d'ore facendosi carriata a semplicità e da entusiasmo e una cinquantina di giovani figli di Sant'Alfonso. Ma ancora a questa passione d'Alfonso per studio e per l'arte, la musica e la poesia, mi sente dire qualcosa cosa. Tu sai che il Signore può far sì quello che vuole da un vignale suo. Sai pure che essa a ognuno di noi arata, diciamo così, a chi cinque, a chi due e a chi non sordo e abilità. T'ha scritto 5 sordi, ma quando Gesù Cristo era per terra non ci stava sordo, perché i quibus tenevano ad nome e un chiste era o talento. E questi soldi hanno portato frutto. E beh, dentro il giardino della congregazione del Santissimo Redentore, lo Spirito Santo ha fatto spuntare certi ciure che portano a noi a Dio e a Alfonso, facendolo conoscere in tutto il mondo. Vaga con pensiero a chi li padre che portano innanzi all'università a dove studia la teologia morale e a non ci vanno prievi temori necessari e tutto il mondo. A chi li padre che hanno pubblicato i scritti d'Alfonso vestendolo con una forma più vicina a noi. A chi li padre che hanno fatto la registrazione do duetto e de canzoni sue. A chi li padre che hanno pigliato in musica d'Alfonso e in coppa a queste ci hanno creato cantate a più voce, con coro e orchestra, facendo capire per questa via
che Alfonso, dinte musica sua, non ci ha messo frasche che si seccano col tempo, ma un'anima che dopo secoli parla ancora a chi vuol sentire. E mo tornammo a Don Alfonso. Chist, dopo 30 anni, poteva essere contento da congregazione sua, ma dopo 30 anni avette a leggere una lettera che non avesse mai voluto leggere. Sta lettera veniva a Roma e diceva che aveva lasciato i compagni e missioni e tutto il resto. O voleva Papa Clemente XIII. Cari amici, con questa puntata termina la storia di Sant'Alfonso giovane e di Sant'Alfonso fondatore di una congregazione di missionari. A questo punto della storia il nostro santo ha 66 anni, pensa alla sua congregazione e a prepararsi alla morte. Ma, come vedremo, le previsioni di Alfonso sono sconvolte da un fatto nuovo. Il Papa vuole che diventi vescovo di Sant'Agata dei Goti. Arrivederci alla prossima puntata.